Cari telespettatori, ben ritrovati con noi. Parliamo quest'oggi di agricoltura, ci concentriamo nell'area del Padovano, ma poi sapete che i problemi sono un po' dappertutto gli stessi, purtroppo per noi, perché parliamo di criticità. Ci sono anche delle eccellenze, quindi dedicheremo anche una parentesi a questo ed è molto importante farlo. Con chi? Beh, Maurizio Antonini, direttore CIA Padova, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Grazie, e grazie anche ad Emilio Capelleri, vicepresidente della CIA di Padova, nonché presidente del territorio che area è la sua? Montagnanese, Monselicense, Estense. Estense, ecco, infatti tutta quell'area lì che è molto interessante per le produzioni di? Principalmente abbiamo anche nell'area dei Colli Euganei dei vini, oppure cereali, verdura e frutta nella parte più bassa, proprio la bassa padovana e quindi quella che ho citato poc'anzi. Perfetto, quindi parleremo appunto di vino perché c'è stata la vendemmia, alcuni di voi ci hanno sottolineato e sollecitato a parlare anche delle criticità per i produttori di vino e ce ne spiegherà bene. Parleremo per altre produzioni lo stesso, alcuni problemi legati alle nutrie e anche agli ungulati. Direttore, io direi di incominciare con lei per fare un po' una panorama generale. Qual è il problema più grosso allo stato attuale? Non è di questi che ho menzionato io, ma guardi, assolutamente. È molto vicino ai nostri confini però, vero? Sì, diciamo che oggi l'agricoltura ha alcuni problemi importanti da risolvere. Uno di questi è la PSA, la peste suina africana, come ha detto lei, vicina ai nostri confini a 70 km, ma poi faremo alcune osservazioni in merito per quanto riguarda oggi un settore che è il settore suinicolo in grosse difficoltà. Ma quello che preoccupa oggi al settore agricolo in genere, non solo a Padova, ma a livello regionale e a livello nazionale, è la redditività dei nostri agricoltori e dei prezzi delle materie prime. Oggi sempre di più vediamo che questa forbice è molto più ampia, sempre di più viene riconosciuto un valore basso alle nostre produzioni che sono sempre prodotti di eccellenza e su questo gli agricoltori oggi stanno soffrendo economicamente e lo ricordiamo sempre, la redditività è un elemento importante per le nostre aziende, perché se da una parte la redditività si calcola in base anche al valore del prezzo del prodotto, dall'altra parte dobbiamo capire anche i costi di produzione che sono aumentati con l'inflazione. Con l'inflazione, ma non solo, ma sono aumentati anche come materie prime, per dirti i carburanti, ma anche le concimazioni antiparasitari che superano anche il 20-25% rispetto all'anno precedente. Quindi l'aumento dei costi e la riduzione del valore della produzione sono due binomi che si scontrano e influisce in maniera molto negativa sulla redditività delle nostre aziende. Allora, citando dati vostri di CIA, io proprio voglio spiegare cosa stiamo parlando ai nostri telespettatori, perché anche io quando ho visto questi dati non ci credevo, quindi cioè, non è possibile. Caso più eclatante, voi scrivete, è quello dei cetrioli, che all'agricoltore vengono pagati appena 0,45 euro al chilogrammo, cioè, e meno 36,9% rispetto al 2023. Quindi non solo vengono pagati poco, perché effettivamente stiamo parlando di magari comprare a 45 centesimi al chilo i cetrioli, al supermercato sono a volte 2 euro e passa, quindi non si scherza, però con un ribasso rispetto all'anno precedente. E allora io le chiedo come mai questo ribasso a uno di voi due che siete del settore. Giù il prezzo dei meloni, 0,77 euro al chilo, che quando ben che vada e sei felice sono a 1,5 euro, 2 euro, quindi immaginiamo il gap, meno 27,3% rispetto all'anno scorso. Le zucchine che vedevamo prima, immagini di messa in onda, 0,62 euro al chilo, al consumatore cifre spaventose, meno 29%. E poi lo stesso per i cereali, per il mais e tanto altro ancora, perché c'è l'insilato e così via. Sì, perché sta cosa? Lei correttamente ha posto la questione sul prezzo, ma dall'altra parte il prezzo finale non è che sia diminuito, il prezzo finale è infatti rimasto... No, dicevo appunto noi consumatori, perché non 0,45 ma esatto, 2 euro è rimasto invariato. Quindi vede, oggi vi è una discussione sulla legge di mercato e quindi noi oggi si deve intervenire sulle pratiche sleali che ci sono. Il governo ha già fatto una norma che prevede questo
deve però concretizzarla. Oggi vi è la necessità di individuare all'inizio di ogni campagna il costo di produzione e quindi intervenire con una norma specifica in cui al di sotto del costo di produzione non si deve andare nel pagamento del prezzo finale ai nostri agricoltori. E questo è il punto di partenza, perché se si parte da qua c'è una risposta concreta alle aziende agricole. Se non si parte da qua diventa un grosso problema e le aziende chiudono, perché questo è l'altro aspetto negativo su tutta la filiera. Quindi il governo deve intervenire nella redditività, ma questo è già stato discusso anche ultimamente nei G7 che è stato fatto a Ortigia, in cui è stato rideterminato il fatto del produzione, è stato rideterminato il fatto del valore della produzione e della redditività delle imprese agricole. Questo è l'aspetto importante che anche la politica, ma soprattutto la politica, deve farsi carico. Ecco, però l'opinione pubblica non è consapevole di questo. Questo è un dato di fatto, perché se io vado alla GDO anziché l'ortofrutta, vabbè, uno sa che l'ortofrutta costa un po' di più della GDO a volte, insomma vabbè, comunque è quello il prezzo. Tipo, faccio l'esempio, sparo una cifra a caso, zucchine, perché le vedevamo prima 2,50 €, no? Io non vado mai a immaginare che sarà 0,47 l'agricoltore, perché poi quando vado ai mercati vostri, non di CIA ma può essere qualsiasi altra categoria, i mercati del contadino, la pago tanto quanto, se non addirittura di più, ed è quello per cui io alla fine dico, ah beh, quello è il prezzo, perché se addirittura l'agricoltore me lo pone a quel prezzo lì, o va in azienda agricola, e lo stesso, a meno che non compri 4 casse, però alla fine è impossibile per il consumatore, oppure se fai dei sistemi di gestione, non c'è questa percezione. Perché non siete voi i primi che al mercato del contadino non calmierate il prezzo, dite, oltre, visto che 0,47 ti viene portato via dalla GDO, lo vendi a, non dico il doppio, il triplo, però una cifra decente, allora si rendono conto le persone del gap di fregatura con la catena produttiva lunga, perché altrimenti non c'è proprio la percezione più. Una volta c'era, ma adesso non c'è più. Sì, beh, su questo va chiarito però. Allora, per quanto riguarda i mercati... Non so se sono stata chiara nel ragionamento. Assolutamente sì, ma guardi, per quanto riguarda la vendita diretta, include il 10% della produzione complessiva. Chiaramente, voglio dire, oggi nel momento in cui si vende un prodotto si cerca di venderlo in maniera adeguata, col prezzo adeguato, ma su questo non può esserci il passaggio del dire vabbè, ma a voi vi costa, ipotesi 0,47, la vendete a 2,50 perché nei mercati non la vendete a 0,47? No, 0,47 a 2 magari, a 1,5. Sì, ma guardi, sul mercato è praticamente impossibile arrivarci, nel senso che mettere le regole sul mercato abbiamo visto che non solo nei mercati agricoli ma complessivamente è difficilissimo, anzi è improponibile. Il mercato è mercato e quindi quello è il punto. Oggi noi dobbiamo far sì però di sganciarsi su questo, ma non certamente sulle vendite dirette e sui mercati agricoli, ma dobbiamo sganciarsi dal fatto della valorizzazione dei nostri prodotti nella GDO e nella vendita all'ingrosso. E questo è il punto di partenza, perché su questo noi dobbiamo invece avere della politica che intervenga in maniera precisa, in maniera chiara, in maniera da dare la possibilità alle aziende di portare a casa almeno il costo di produzione, e questo è l'aspetto importante che noi dobbiamo intervenire. Vicepresidente. Sì, tra l'altro voglio aggiungere un particolare molto importante. Le nostre aziende nella vendita diretta offrono prodotti di estrema qualità che sicuramente non vengono valorizzati attraverso la GDO e vanno valorizzati nella vendita diretta nei mercati di vicinanza, di prossimità. Questo perché? Perché molto spesso le verdure e la frutta che le nostre aziende raccolgono di buon mattino vengono poi proposte al consumatore finale qualche ora dopo, e qui è chiaro che ci deve essere anche una remunerazione del lavoro, della freschezza e della bontà dei prodotti che noi offriamo al consumatore finale. Tra l'altro va da sé che prodotti freschi, di stagione e offerti a prezzo equo sono comunque la scelta ideale anche per il consumatore, perché noi sappiamo quanto sia importante per la salute di tutti noi poter mangiare prodotti freschi in primis e che non vengano conservati per lunghi periodi o addirittura addizionati di sostanze per farli durare più a lungo. Ecco. È chiaro che però questa merce che noi offriamo ha anche
una scadenza molto breve, proprio per la sua natura. E quindi anche lì va considerato un po' tutto sul prezzo che noi offriamo, non solo appunto il prezzo di costo di realizzo. Ecco. Ho capito. Allora, l'altra questione è che tra l'altro avete riscontrato questo gap dei prezzi anche sui vini, perché qui abbiamo dei dati che sono un po' inquietanti per quanto riguarda i vini dei Colli Euganei. Nel 2023 per esempio un litro di Serpino veniva pagato tra 1,20 e 1,40 euro al litro, quest'anno le prime indicazioni evidenziano meno 10% del valore stesso, e così anche per altri. Come mai? Il mercato sempre, nel senso che oggi lavoriamo così per quanto riguarda... Cioè c'è questa variabile, nonostante l'inflazione, costi della produzione e tutti i trattamenti che devono essere fatti, che sono aumentati i prezzi? Sì, perché poi alla fine, guardi, sulla questione del Serpino, sulla questione del Prosecco, poi sono vini frizzanti e quindi abbiamo anche le concorrenze che vengono all'esterno e quindi su questo lato aspetto, se noi importiamo anche, vengono consumati prodotti vitivinicoli, in quel caso frizzanti da altri paesi e ovviamente i nostri prodotti vengono meno. È su questo che noi dobbiamo valorizzare i nostri prodotti, perché la valorizzazione del prodotto, del Serpino e quindi dei Colli Euganei, ma del Prosecco e quindi delle colline, ma anche di tutte le nostre aree, e questo è l'aspetto importante, la valorizzazione del prodotto che deve essere messa insieme con la valorizzazione del territorio. Territorio e prodotto sono elementi determinanti e importanti per far sì che i nostri prodotti siano pagati e remunerati in maniera equa. Adesso qua stiamo vedendo i vigneti della zona dei Colli in modo particolare. Presidente, chiederei per stare in tema, com'è andata, come sta andando la vendemmia? La vendemmia sta andando molto bene, direi. Perché? Perché proprio da queste immagini trago spunto per parlare dei Colli Euganei, che io definisco sempre un po' la perla della nostra provincia. Perché? Perché ha un terroir, ovvero una composizione del terreno, che è veramente predisposta per offrire un'eccellenza poi in termini sia zuccherini e quindi di grado alcolico del vino e del prodotto, ma anche di sentori, di profumi che il vino stesso può esprimere al consumatore. E questo determina un po' quello che si chiama la schiena della bevanda. Io sono convinto, ma tutti noi siamo convinti, che i Colli Euganei abbiano ottime potenzialità. E per il futuro auspico veramente che ci sia un incremento delle produzioni e della commercializzazione dei nostri prodotti, appunto del Serpino nel nostro caso, perché è un vino che assolutamente merita di essere conosciuto di più. C'è anche il Garganega, poi c'è il Moscato, Cabernet Sauvignon, anche se Cabernet Sauvignon mi risulta un meno 10% nella produzione, vero? Sì, poi esatto, lì si entra su dinamiche che anche di prezzo, dove purtroppo ci sono vitigni che sono stabili, altri che perdono valore di mercato e quindi poi le aziende cercano di adeguarsi. Sì, diceva il direttore, infatti poi dipende anche dalla concorrenza che subiamo. Esatto, assolutamente, però noi abbiamo assolutamente le potenzialità per poter esprimerci al meglio e lottare per le nostre quote di mercato a livello mondiale senza alcun tipo di timore, anche rispetto ai competitor mondiali di alto rilievo. Non ci sono stati cinghiali che se ne sono fatti, se ne sono pappata l'uva come succedeva gli anni scorsi? Purtroppo sì, questo è un fenomeno che ormai ci portiamo da parecchi anni e che tra l'altro non accenna a diminuire, perché la presenza degli ungulati nei colli è un grosso problema ed è forse il primo problema di quell'espansione che io spiegavo poco fa e che di fatto magari stenta a avvenire. Perché purtroppo le nostre aziende si trovano di anno in anno a combattere non solo contro le avversità atmosferiche, contro la produzione, contro comunque il mercato generale, ma anche contro i cinghiali che nel momento della raccolta, in questo periodo o da un mese a questa parte, se non prima, iniziano a mangiare banalmente l'uva per dissetarsi o proprio per fame e spazzolano tranquillamente ettari di vigneto. È chiaro che un'azienda che in quel ettaro di vigneto ha investito soldi, risorse e tempo, per la media anche degli ettari che hanno le nostre aziende non si può permettere di perdere il 50-60% della propria produttività, perché altrimenti non riesce poi a concretizzare e monetizzare il lavoro che ha svolto durante l'anno.
e questo è un grosso problema, un grosso problema. Abbiamo la pubblicità, volevo solo chiedere una cosa, direttore, però forse più una cosa scientifica, non so se è in grado di rispondere. Stavo collegando, siccome questi cinghiali vanno a mangiarsi e brucare, no, questi bei chicchi d'uva, contaminano la zona, non è che può esserci anche trasmissione di alcune malattie? Assolutamente no, nel senso che il cinghiale... Pensavo che la peste suina però riguarda, cioè portata dai cinghiali ai maiali, ma non... Non riguarda direttamente il trasferimento con le persone, assolutamente. La peste suina riguarda il trasferimento tra... Specie animali. Specie animale tra cinghiale e maiale. Perfetto. Torniamo su questi temi tra poco, dopo la pubblicità.